Al maestro Renato Di Meo, vedremo, eccolo qui. Buonasera. Buonasera, maestro Di Meo. Come va? Tutto bene? Ci accomodiamo nel nostro salotto artistico, questo qui lo date a me, e Renato Di Meo, un grande, come dicevo, attore, un grande interprete, un grande regista, un grande veramente in tutti i sensi. Rosetta e Masaniello. Troppo buona sei. Rosetta Masaniello è una commedia musicale. È una commedia musicale con 30 artisti in scena, tra ballerini, cantanti, musicisti, eccetera. Ed è un inedito, ed è un inno, un richiamo a quella che può essere una ricerca di identità della città di Napoli. Come mai l'interprete è proprio una donna? L'interprete è una donna perché Rosetta Masaniello è il carattere della persona, non è il cognome. Questa Si pensa normalmente. Questa donna che vivendo nei quartieri di Napoli cerca in tutti i modi di appoggiare, di far muovere le persone per poter fare, come dire, la rivoluzione a Napoli durante il periodo in cui vengono i francesi. Quindi un appoggio dei napoletani allo sparco dei francesi. La commedia è ambientata nell'inizio dell'Ottocento, quindi è in costume, 1820-1850. Andiamo avanti col dire che Rosetta Masaniello, quindi spiegavamo che era questo carattere di questa donna, perciò l'interprete è femmina. È femminile perché c'è il pensiero che le donne sono quelle che poi determinano le cose ovunque, storicamente e attualmente. Certo. C'è una continuità, diciamo, di questo personaggio femminile che riesce a smuovere le cose anche nelle radici della società, certo. Per cui sono portatori di una grande idea, di un grande movimento che poi noi maschietti comunque poi seguiamo, certo. O così. Le donne, essendo determinate, riescono a raggiungere i propri obiettivi. Perfettamente. Ottimamente. È un musical. È un musical. Entriamo nel merito e diciamo che questo musical è completamente nuovo, completamente inedito. Dicevo prima, per l'inno alla città, per far risvegliare, far ritrovare se stesse, questa società, questa nostra città che non riesce ad essere, come dire, in questa sua vera napoletanità. Le grandi dominazioni che abbiamo avuto e che probabilmente in qualche modo in termini economici e politici abbiamo oggi non ci permettono di essere napoletani fino al punto di ricercare attraverso le nostre capacità, le nostre tradizioni, la nostra forza una grande città che potrebbe, come dire, essere la più bella e la più forte città del mondo. Questo è il senso delle cose. Devo dire anche una cosa, Renato Di Meo veramente se la regia ci fa vedere anche qualche foto mentre io parlo, se può mandare qualche foto di questo magnifico spettacolo, in modo che facciamo, eccolo qui. Facciamo vedere questo grande spettacolo, in modo qui siete in scena al Teatro Bolivar di Napoli, giusto? Sì, non ricordo quale serata sia perché ne abbiamo già date 7-8 inscenate qui a questo teatro. Voglio invece dire che c'è un cast eccezionale perché all'interno di questa commedia musicale ci sono 16 brani nuovi, completamente nuovi, scritti per Rosetta Masaniello, musicati dal grande maestro del Conservatorio di Napoli, Pasquale Cirillo. Poi abbiamo anche altri, delle voci splendide, 4 cantanti in scena. Voi dite tutto perché noi vogliamo sapere di questo spettacolo. Un gruppo di giovani favolosi che sono stati preparati da me per mesi per poter eseguire un pezzo diabolicamente difficile ma bellissimo nella sua esecuzione completa. Facciamo vedere ancora l'altra foto. Andiamo con le foto, regia, io vi ringrazio. Facciamo qui. Qui c'è praticamente un nodo da sciogliere per chi vede, perché sono l'unica persona che indossa una maschera. È una maschera di Pulcinella, ma non è il vero Pulcinella, rappresenta un'anima di Napoli che parla per una fetta della città a nome di
di questa idea che è una parte di Napoli, e parla con tutti coloro che sono in scena. Quindi c'è qualcosa di diverso nel rappresentare, una serata teatrale. Cioè, sono delle idee che poi tutte messe insieme fanno comprendere e capire allo spettatore che verrà, oltre al grande divertimento, c'è una montagna di risate. Io voglio dire una cosa, perché Renato Di Meo è stato sempre a favore dei giovani, quindi questo è uno spettacolo molto a favore dei giovani, maestro Di Meo. Io vi chiamo maestro perché voi avete anche una scuola, che è la Corarte. È un lavoro fatto con i giovani, per i giovani. Ridare ai giovani, il teatro, cosa un po' dimenticata, perché negli ultimi anni probabilmente questo modo di rappresentare ha perso un po' la sua forza di origine. Però dare ai giovani, attraverso i giovani che inscenano un lavoro di questo tipo, io credo che sia stata una operazione intelligente. Qui abitiamo in Roma, lo storico quotidiano in Roma che parla del vostro spettacolo, a parte le numerose recensioni che poi sono uscite un po' su tutti i giornali di questo grande spettacolo. Sì, sono stato fortunato perché a parte il grande quotidiano in Roma, che io saluto come saluto il dirigente che è Diego Paura, a molti giornali ci hanno dedicato molti spazi, tantissime radio, anche antenne televisive private e non, anche la Rai 3, per fortuna nostra, ha voluto regalare qualche minuto. Avete fatto una grande diffusione per un grande spettacolo. Ma perché il nostro non è, in sostanza il nostro non è uno spettacolo fine a se stesso e non è un'operazione teatrale, come si usa E fare. se lo deve identificare, che cos'è? Allora, è un messaggio che ne diamo alla città attraverso le tavole del teatro, in cui diciamo, e lo dicono i giovani, per i giovani e le nuove generazioni e a quelli che ci sono già, e diciamo che Napoli deve ritrovare se stessa, risvegliarsi e fare in modo di essere una delle più grandi capitali del Mezzogiorno, perché può farlo, ha le forze e la capacità per poterlo fare, in particolare nel mondo artistico, ed è riconosciuta nel mondo, perché non ripartire di nuovo da qui? Renato Di Meo, questa è una domanda un po' fuori dal luogo comune. Ma tu sei cattivello, ti conosco, vai. Fuori un poco dal luogo comune. Renato Di Meo, questa è una domanda in amicizia. Lei ha avuto tanti riconoscimenti, tra cui una serata al Sannazzaro con l'Arcobaleno Napoletano 2015, tanti in giro per la città di Napoli, dal comune, da tanti enti. Ma adesso mi fai sembrare vecchio, vedi, perché se dici tutte queste cose la gente no, parlo degli anni di carriera di Renato Di Meo, ma il suo la sua impronta teatrale, io non so, però la prima volta che io la conobbi dissi: lei ha un'impronta teatrale che era un poco quella del grande Edoardo, cioè con lei si respira un poco l'aria edoardiana. Sì, indubbiamente noi tutti abbiamo, gli artisti in genere si ispirano sempre a qualche personaggio. Io ho amato Edoardo, lo amo ancora, probabilmente per la sua filosofia di vita e quindi trasportata poi nel teatro. Amo fare Edoardo non nel senso di copiare Edoardo, ma di ispirazione, infatti, che è un'altra lei cosa. Fa Edoardo essendo Renato Di Meo, e questa è la cosa più importante. Anche in questa Rosetta Masaniello probabilmente ci ritroverete un po' Edoardo, perché come fare a non trovare Edoardo se si fa teatro, questo non lo so. E qui è il ragionamento vero. Dopo il successo ritornate di nuovo al Teatro Bolivar di Napoli sabato 10 dicembre. Sabato 10 dicembre replichiamo, siamo pronti, a questa nuova avventura, perché poi dal 10 noi avremo un appuntamento fisso per la città ogni mese. Ogni mese sarà riprogrammata, inscenata, rappresentata Rosetta Masaniello. Dove? In vari teatri oppure è una domanda che non potrei risponderti in questo istante, perché sto avendo una serie di offerte, per la verità. Credo che però si partirà dal Teatro Bolivar per poi vedere. Bene.
Io devo dire la verità che Renato Di Meo lo conosco da tanti anni, mi fa piacere che lui abbia scelto di parlare di questo grande successo anche nella nostra trasmissione e sono onorato che lei ci ha scelto, ma ha accolto il mio invito perché io l'ho invitato e lei ci ha scelto di venire. E voglio dire, vi lascio la telecamera per dirvi, per far mandare un messaggio, perché andare a teatro a guardare questo grande spettacolo al Bolivar capitanato da Renato Di Meo. Passare una serata diversa, divertendoci, riflettendo, facendoci 4 risate, capendo le cose, capendo questa città, la sua storia, le cose che vuole fare domani. E chiuderei così, se siete d'accordo con me, andate a teatro, non abbandonate il teatro, merita di essere visto. E venite a vedere Rosetta Masaniello, che è una rappresentazione diversa, qualcosa di particolare, io mi permetto di dire qualcosa di eccezionale. Vedrete giovani che veramente fanno il teatro con l'anima e col cuore, con i sentimenti, e li trasmettono. Un inno a questa città attraverso una serata particolare. Vi attendo tutti 10. Grazie mille, grazie al grande Renato Di Meo. E io, se prego, vai. A chi o a cosa si è ispirato scrivendo questa commedia? A chi e a cosa? Su 2 o 3 questioni. La prima, complimenti perché è una domanda molto precisa, mi piace. La prima mi ispiro a questa grande città che potrebbe fare molto di più, credo di averlo già detto. Di non essere, come dire, una città che chiede soltanto, una città che cerca che gli altri gli diano, perché è lei che può dare agli altri. Questa è la differenza vera. Poi mi ispiro al mondo delle donne, perché non so perché, ma nel corso di tutta la mia carriera sono stato sempre circondato dalle donne, e i maschietti dovranno perdonarmi, ma io dico che le donne... Viva le donne! Brava! Terminate, riescono poi, non faccio nomi in questo istante perché non vorrei dimenticare qualcuno, ma riescono in tutti i modi comunque anche ad aprirsi alla città e quindi anche sfondare nel mondo dell'arte. Va bene, io credo un'attenzione particolare alle donne in questo caso con Rosetta Masaniello, perché Rosetta Masaniello è l'interprete di una società che non morirà mai, partendo dal 1800 come sono partito io, ma credo che si poteva partire già da molto prima per arrivare poi a un futuro con un punto interrogativo senza fermarlo. Allora io dico, le donne possono di più e far smuovere i maschietti, o i maschi come volevamo dire, che molte volte sono un po' distratti. Complimenti. Allora Giussi, invitiamo, se ci alziamo centrali, così invitiamo ancora... Ringrazio voi, ringrazio Giuseppe, la vostra collaboratrice e tutti coloro che vi ascoltano. Io voglio dire solo una cosa, grazie al maestro Di Meo di nuovo, perché vi conosco da tempo, ho apprezzato la vostra arte, l'apprezzo ancora, e vi invito a tutti gli amici, a tutti i colleghi della stampa, a tutte le persone che ci vogliono bene, che seguono questa trasmissione, a tutti veramente coloro che amano il teatro, perché il teatro è arte e vita. Eccolo qui, un grande spettacolo, sabato 10 dicembre, capitanato, ripeto, da un grande del teatro, perché il teatro lo vive, lo fa, lo ascolta, lo ama, e lui è Renato Di Meo, Rosetta a Masaniello. Andate a teatro sabato 10 dicembre 2016, replica ancora il grande Renato Di Meo con tutta la sua compagnia, lo possiamo dire. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. E